Settima corsa, un confronto per anziani di GF. L'1 Today Winner Font, 2 Cico degli altri, 3 Vaclav Lux, 4 Drum, 5 Dinamica Wise, 6 Vasterbo Sky High, in seconda fila 7 Blackfire Horse, 8 Castore Lux, 9 Cheyengar, 10 Anouk Grad. Macchina in progressiva accelerazione con Dinamica Wise che si ritrae dall'ala. Si parte. Veloce Cico dei Daltri che va al comando, all'esterno Vasterbo Sky High, in corda Today Winner Font, in pariglia Drum, mentre inizia già a muoversi per terze ruote Cheyenne Gar. Vasterbo Sky High attacca Cico dei Daltri e tende ad avvantaggiarsi dopo 200 in 14,8, passa a condurre Vasterbo Sky High. Cico degli altri in seconda posizione avanti a Today Winner Font, di fuori Drum con Cheyengar che lo aggira in terza ruota, si va a portare allo scoperto dopo 400 metri di corsa passati in 29,3. Vasterbo Sky High in vantaggio, un paio di lunghezze avanti rispetto a Cico dei Daltri, Cheyengar di fuori, in corda Today Winner Font, in pariglia Drum, poi ancora Blackfire Horse lungo i birilli. La terza pariglia esterna è di Anouk Grad che precede Castore Lux. Mantiene gran ritmo al comando Antonio Di Nardo, in salchia Vasterbo Sky High, passa i primi 800 metri in 59,4, cerca di farla pesare a Cheyengar che se la deve ovviamente fare allo scoperto. Vasterbo in vantaggio, poi Cico dei Daltri, Cheyenne di fuori in corda Today Winner Font, chilometro in 1,14,2 per Vasterbo Sky High, passa in seconda posizione Cheyenne Gar, poi Blackfire Horse che si libera dalla corda e punta in avanti. Quando siamo all'imbocco della piegata conclusiva, Vasterbo Sky High fa 15,2 la retta di là ed è preda dell'attacco di Cheyenne Gar che tende a passare, inseguito da Blackfire Horse. Cheyenne Gar in vantaggio nei confronti di Blackfire Horse che va su Vasterbo Sky High che ha finito la benzina, poi Anouk Grad, la retta d'arrivo per Cheyenne Gar che è in vantaggio nei confronti di Blackfire Horse che prova ad inseguirlo. Cheyenne in vantaggio nei confronti di Blackfire, Cheyenne Gar che nel finale vince facile nei confronti di Blackfire Horse, al terzo Anouk Grad, 31 ad arrivare, 1,14,5 ragguaglio cronometrico per il successo in percorso esterno di Cheyenne Gar. Filippo Monti in salchi per Lorenzo Baldi al training, i colori della scuderia Cicolindo, vince il 4 anni da Varennes in percorso esterno, facile assunto da cavallo declassato per Cheyenne Gar, Filippo Monti assegno per Lorenzo Baldi, i colori della Cicolindo, numero 9 di Cheyenne Gar al primo posto.